Eccoci qua, adesso noi stiamo correndo dietro al traino, quando siamo qui a 70 km all'ora andiamo in volo e stiamo bassi e aspettiamo che lui venga per aria. Nel momento in cui lui viene per aria cominciamo a salire con lui. Oggi l'aria è calma, quindi non ci sono dei grandi sobbalzi, però se ne dovessimo fare, insomma, è normale, l'aliante è fatto per viverli. Siamo a 120 km/h, non sembra perché siamo alti, però sono 120 km/h. Davanti abbiamo i colli, dietro di noi a destra tutta la catena delle Prealpi che è meravigliosa oggi da guardare, ma poi ci giriamo. Fantastico. Adesso vedrai quando ci sganciamo la pace che c'è, perché rallentando le velocità anche questo rumore dell'aria che entra diminuisce ed è meraviglioso. Il traino vira, noi gli dobbiamo per forza andare dietro. Mi pare non ci sia E alternativa. non abbiamo alternative, infatti con gli allievi è una delle cose più difficili da fargli insegnare, che devono stare dietro a quell'aeroplano e non andare dove vogliono. Fabio, mi porti a 700 sulla città. Noi facciamo questa salita a sud del campo per evitare di passare sulla città bassi, anche per questioni di rumore, quelle cose lì.